È stato presentato a Porto Torres il nuovo bando regionale per la continuità territoriale con l'isola dell'Asinara. Il servizio dei traghetti è sospeso già da 4 mesi e ci sono gravi problemi per gli operatori. Il nuovo bando di gara sulla continuità territoriale con l'isola dell'Asinara prevede un impegno di spesa di 1,5 milioni di euro l'anno. Diamo un periodo lungo, 6 anni di appalto, in maniera tale che tutti possano programmare finalmente un progetto di sviluppo per l'isola. Il capitolato del bando di gara prevede una flessibilità nella frequenza delle corse da intensificare nella stagione estiva. Tra i requisiti richiesti una particolare attenzione verrà posta a mezzi con basso impatto ambientale e dotati di dispositivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È inoltre richiesta l'omologazione per il trasporto in sicurezza di qualsiasi carico necessario a una completa continuità dei servizi tra le 2 sponde del territorio del comune di Porto Torres. L'Asinara è un sistema fragile che ha bisogno soprattutto di continuità della gestione del territorio, non solo appunto delle attività economiche che sono sul parco, che vogliamo implementare, quindi ancora di più i trasporti sono necessari, ma anche per la protezione civile, per le questioni ambientali, lo smaltimento dei rifiuti. Novità anche per il problema dell'acqua. Con il primo stanziamento di 4,6 milioni di euro della zona di crisi sono allo studio soluzioni per assicurare la fornitura dell'acqua potabile almeno nei centri più urbanizzati di Cala d'Oliva e Cala Reale, presupposto essenziale per lo sviluppo degli investimenti per creare attività economiche sull'isola.